sconvolge quando si parla tanto di amore cristiano, di discepolanza di Cristo, poi vedere che nei fatti questo avviene e che avviene ancora il martirio, che è la testimonianza di un amore grande che non lascia da sole le persone e che poi accetta di donare la vita, e l'accetta davvero come dono, non come furto. È un furto, un'uccisione come questa. È davvero una cosa grave e dolorosa, ma è da parte della sorella è un dono, è il dono pieno, è la testimonianza della vita, è il massimo che possiamo fare nell'amore. Ecco, di solito le missioni sono quasi dimenticate, presi noi con tutte le cose di ogni giorno. Poi accadono eventi come questo e dimostrano che esiste un atto d'amore che significa aiutare veramente gli altri nei posti più poveri. Sì, noi abbiamo questa grazia di avere uomini e donne, preti, laici, consacrate, che sono in chiese in Africa, in America meridionale, anche come diocesi di Treviso, e abbiamo questo contatto diretto con altre chiese, con altre popolazioni, per capire che il mondo è più grande del nostro piccolo. E che ci sono tante persone che soffrono e tantissime che amano, che hanno una forza di vita gigantesca, che ci possono anche insegnare. Noi, le nostre missionarie, i nostri missionari, io penso in questi giorni anche a Suor Gina Simeonato, nel 2000 in Burundi ha dato la vita e viene da Santa Cristina di Quinto. È una forza che la fede delle nostre popolazioni, delle nostre chiese, deve continuare a generare. Il martirio, o comunque l'offerta della propria vita, il primo gradino di un cammino di beatificazione? Il martirio è già la santità. Poi quello che succede nella proclamazione della Chiesa può essere certamente, e può essere un esempio, può essere uno stimolo, ma chi dona la vita per amore è già in eterno nell'amore, e questa è santità.